Presentato sito web multilingue del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, da oggi disponibile in italiano, friulano, sloveno e tedesco. Per il presidente dell'Arlef Eros Cisilino si tratta di un'eccezionale elevazione dello status della lingua friulana. Presentato il sito web multilingue del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, da oggi disponibile nelle 4 lingue parlate in regione: italiano, friulano, sloveno e tedesco. È un primo passo verso le celebrazioni dei 60 anni dello Statuto della Regione. Per il presidente dell'Arlef Eros Cisilino si tratta di un'eccezionale elevazione dello status della lingua friulana. Vediamo. È un grande soddisfazione di aver presentato terza regione in Italia il sito con tutte le lingue minoritarie, perché dopo Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, che però hanno una sola lingua minoritaria, noi abbiamo 3, Friuli Venezia Giulia, il Consiglio esce con questo sito. L'obiettivo è quello di rendere le lingue minoritarie lingue di ogni giorno per chi le vuole usare, per chi si sente legato a questa identità, e per far questo bisogna che la lingua minoritaria sia presente anche sugli strumenti moderni, innovativi, come il sito, come tutta la parte informatica. E oggi chi si sente vicino alla lingua slovena piuttosto che alla tedesca o alla friulana può aprire il sito del nostro Consiglio e trovare tutte le informazioni, tutta l'organizzazione, i lavori che vengono fatti del Consiglio nella lingua madre. La cosa importante relativamente allo Statuto, di cui il prossimo anno ricorrono i 60 anni, è che lo Statuto è stato tradotto nella versione più moderna nelle 4 lingue, e quindi è stata fatta anche un'opera di allineamento alle 4 lingue minoritarie dello Statuto della nostra Regione. È un percorso che è iniziato all'inizio della legislatura, quando abbiamo deciso di puntare forte sulle lingue minoritarie, non solo per un fattore culturale, identitario, ma anche perché pensiamo e siamo convinti che sia un tassello importante nella difesa della nostra autonomia, che ci caratterizza e ci viene garantita solo perché siamo una regione in cui si parlano ufficialmente 4 lingue, oltre all'italiano, il tedesco, il friulano e lo sloveno. Questa è un'iniziativa importante perché è un passo in avanti ancora in più. Il sito istituzionale del Consiglio regionale è il primo interfaccia del cittadino con un'istituzione importante che legifera sul territorio regionale con delle competenze che altre regioni non hanno, e il fatto di poterlo garantire accessibile anche a chi lo vuole leggere nella propria lingua parlata a casa, in famiglia, è un elemento di assoluto valore. Finalmente è un'operazione estremamente importante perché eleva la regione Friuli Venezia Giulia ai vertici d'Europa. Difatti noi che abbiamo situazioni come qui in rarissimi casi alle volte non è statali. Il sito è un sito importante che si vedrà proprio la funzione dal Consiglio, la funzione anche dai consiglieri, ma anche le caratteristiche stesse dal puesto, quindi di Palazzo Oberdan, con tutti il suo contenuti, mosaici, razze, tutta una serie di situazioni anche artistiche su un lavoro importante che alle volte per cui pur biela cassè di Trieste vengono trascurati dai turisti, che invece sarebbe il caso proprio di conoscere attraverso anche un tour virtuale. È una grande elevazione dal status della lingua furlana, che viene fevelata a ponte di 600.000 fevelans attorno per il Friuli e anche fuori dal Friuli, che sicuramente apporterà un gran beneficio sia didattico perché riguarda la parte cognoscitiva dal Consiglio regionale, ma anche la parte linguistica, e quindi ringrazio particolarmente il Consiglio regionale.